Il Marsala 1912 batte 2-1 il Partinico Dace grazie alle reti di Mangiaracina e Marturana e conquista il settimo risultato utile consecutivo. Doppio turno casalingo sfruttato al meglio dagli uomini di mister Brucculeri che giocano un ottimo primo tempo, sicuramente il migliore della stagione, e controllano bene nella ripresa nonostante la rete su calcio di rigore subita al 79esimo minuto. Pronti via e il Marsala al primo affondo trova subito la rete del vantaggio al termine di un'azione corale iniziata e finalizzata magistralmente da Mangiaracina. Il numero 11 sulla tre quarti controlla e mette in movimento sulla fascia Meo, scarico di quest'ultimo per Angileri che verticalizza. De Luca approfitta del velo di Mangiaracina e di prima fa correre sulla fascia nuovamente Dario Meo, bravissimo ad eludere l'intervento del proprio marcatore e a crossare nel mezzo per la corrente Mangiaracina che di prima intenzione trafigge Cascione. 1-0 e partita in discesa. Al quinto minuto, bella verticalizzazione di Angileri, De Luca però è in posizione di offside. Al decimo, su corner, perfetto inserimento di Dario Meo che impatta bene di testa, la sua conclusione però termina alta di poco sulla traversa. Al 18esimo, episodio dubbio in aria del Partinico Dace. Meo, messo in movimento da un colpo di testa di De Luca, salta netto Rubino, entra in aria, aggira il portiere che in uscita interviene in scivolata. Il numero 7 va giù, ma il signor Cannata di Agrigento, senza un cenno di esitazione, estrae il giallo e ammonisce il giocatore azzurro per simulazione. Tante le proteste per un contatto che sicuramente causa un danno all'esterno lilibetano. Al 21esimo ancora Mangiaracina pericoloso con una conclusione mancina dal limite che termina fuori di poco. Al 25esimo la prima ed unica conclusione del primo tempo della formazione di mister Abenante con Barbara che calcia alto sulla traversa. 2 minuti dopo il raddoppio del Marsala 1912. Martorana controlla palla sulla tre quarti, pigia sull'acceleratore, entra in aria e con un destro siderurgico trafigge per la seconda volta Cascione. Sul 2-0 gli uomini di mister Brucculeri giocano con tranquillità e giocano anche un bel calcio andando per 2 volte vicinissimi al 3-0. Prima Mangiaracina intercetta un passaggio sbagliato di Barone e lascia partire un bel tiro da fuori aria deviato in corner da Cascione. Al 39esimo invece De Luca si traveste da rifinitore e pennella in aria un perfetto traversone, ma il giovane trifilò, arrivato in settimana da buona posizione, impatta male di testa. Nella ripresa il Marsala inizia bene e al 52esimo De Luca entra pericolosamente in area di rigore e cerca al centro della stessa Mangiaracina, provvidenziale l'intervento di Secum. Al 60esimo sugli sviluppi di un calcio di punizione ben calciato da Giardina, De Luca colpisce bene trovando sulla propria strada un reattivo Cascione, gioco fermo però per la posizione regolare del numero 9 marsalese. Al 73esimo ci prova Capitan Genesio su punizione, la conclusione termina a lato. 2 minuti dopo De Luca approfitta di un errore di Fili e calcia debolmente dal limite, permettendo a Cascione di fare una parata plastica che strappa gli applausi del pubblico presente sugli spalti. Al 76esimo Partinico Dace pericoloso sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Secum, perfetto colpo di testa di Barone e straordinario intervento di Faraone che devia in corner anticipando 2 giocatori neroverdi ben posizionati. Sugli sviluppi del calcio d'angolo il Marsala rilancia male il pallone, il più veloce ad avventarsi sulla sfera è Marino che viene fermato irregolarmente da De Luca. L'arbitro anche questa volta non ha esitazioni e giudica il fallo all'interno dell'area di rigore azzurra decretando il calcio di rigore. Dagli 11 metri si presenta Olaoye che spiazza Faraone riaprendo il match a 15 minuti dal triplice fischio. Il Marsala però controlla bene la partita e non rischia più niente conquistando 3 punti importantissimi in vista della trasferta di domenica prossima all'Ascari alla ricerca dell'8º risultato utile consecutivo.